Passo da condividere con voi. Leggiamo in Matteo capitolo 11. Alleluia. Matteo capitolo 11. Leggeremo dal primo verso. Gloria al Signore. Poi vi farò leggere un altro passo, l'epistola di Giacomo, capitolo 1. Amen. Alleluia. Volete alzarvi in piedi così ci svegliamo un po'? Ma soprattutto onoriamo la parola di Dio. Matteo capitolo 11, dal primo verso. Dio sia lodato. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. E poi volevo leggere Giacomo, capitolo 1, dal versetto 2, dove troviamo scritto così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, per accomodarvi. Alleluia. In Matteo abbiamo letto di Giovanni il Battista che si trova incatenato in carcere. Aveva iniziato a predicare prima di Gesù. La sua predicazione era una predicazione di ravvedimento. Predicava non in un modo, come dire, aggraziato, no? Era un uomo irruento, non aveva alcuna paura nel urlare a tutti: ravvedetevi! Anzi, poi diceva: razza di vipere, ravvedetevi, perché il regno dei cieli sta per venire. E se non vi ravvedete, non ci sarà salvezza per voi. Predicava questo. Predicava che la legge non poteva salvarli. E ancora oggi la legge non può salvare. Chi salva è Gesù. Era un uomo che ha fatto quello che era la volontà di Dio. È stato strumento di Dio per preparare e spianare la via, poi l'inizio del ministero di Cristo.
è colui il quale ha riconosciuto in Gesù il Messia, il Figlio di Dio, il Cristo. Ricordate? Quando Gesù si battezza, lui pubblicamente, toccato dallo Spirito Santo, riceve questa rivelazione: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Tu vieni a battezzarti? Sono io che devo essere battezzato da te. Riconosce in Cristo l'autorità suprema. Ma si trova un momento adesso che si trova in carcere e vive quello che possiamo definire un periodo di crisi spirituale. I dubbi sorgono. Quando tutto va bene, possiamo dire che è più facile servire il Signore, vero? E quando iniziano a venire le prove, è che lì la fede deve emergere, vero? Gloria al Signore. Quando tutto è contrario, quando ti trovi in carcere, devi continuare a sperimentare la pace di Cristo, devi continuare a manifestare la fede in Cristo. Amen? Ma in quel momento Giovanni il Battista sta vivendo un momento di crisi spirituale e il dubbio è nel suo cuore. Sente parlare di Gesù che opera, fa miracoli, predica e manda qualcuno a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Assurdo, come può dire così? Ma se prima l'ha riconosciuto come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, però a volte siamo così. E non mi meraviglio di Giovanni il Battista, perché so che era un uomo, come lo siamo noi. E per quanto possiamo vivere dei momenti spiritualmente alti, a volte ci sembra di essere in cima spiritualmente, a volte siamo incostanti, cadiamo, e siamo così. Ma il Signore è buono. Alleluia. Gesù risponde a questo quesito di Giovanni il Battista e dice così a quelli che Giovanni il Battista ha mandato: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. Non vi dico altro. Quello che vedete. Cosa vedete? I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Gloria a Dio. Andate a riferire questo. E poi dice qualcosa: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. E io credo che sottinteso abbia raccomandato a quegli ambasciatori di riferire anche a Giovanni Battista proprio che non si deve scandalizzare, deve rimanere fedele fino alla fine, che rimanga fedele Giovanni Battista. E poi lo loda, lo innalza, tra virgolette, gli dà l'onore a Giovanni Battista, perché sapete, Dio è così, dà l'onore a chi lo onora. E Giovanni Battista fino a quel momento aveva onorato Dio, anche se si trova in un momento di difficoltà. Il Signore non rompe la canna spezzata, vero? E neanche spegne il lucignolo fumante. Probabilmente Giovanni Battista era come una canna rotta in quel momento. Sapeva che doveva morire, sapeva che si trovava in carcere perché aveva pubblicamente condannato il peccato, e si trovava lì perché serviva il Signore in modo coerente. E il Signore sa questo. Gesù comincia a parlare della folla di Giovanni il Battista, dicendogli: che cosa andaste a vedere nel deserto? Lui predicava nel deserto, una canna agitata dal vento. Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Giovanni Battista non vestiva con morbide vesti, anzi era quasi denudato, aveva una pelle, insomma era vestito come
possiamo definire oggi un mendicante, un povero, non badava a quello che era il suo aspetto, aveva solo uno scopo: parlare, predicare, annunciare dell'opera di Dio. Che cosa andaste a vedere? Perché siete stati incuriositi ad andare a vedere Giovanni Battista? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, e lui è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Era già stato profetizzato, no? Il ministero del Battista, di Giovanni Battista. E quindi gli dà l'onore che gli è dovuto il Signore, dicendogli anche: in verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. Tanto era agli occhi suoi il valore, la grandezza, diciamo, di Giovanni Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Gloria al Signore. E il Signore non si dimentica del nostro servizio. Quello che facciamo per il Signore, Lui ne prende nota. Sapete, gli uomini a volte ci usano per un periodo, finché sei comodo, sei buono. Poi quando non puoi più dare per svariati motivi, sei messo da parte. Così non è il Signore. Il Signore si ricorda di ogni sacrificio che abbiamo fatto per Lui. Il Signore sa e si ricorda di quello che ci ha spinto interiormente di fare qualcosa per Lui. Perché non solo il fare, ma anche le motivazioni che ti spingono a fare sono importanti. Il Signore non si dimentica di niente e di nessuno. E se possiamo in qualche modo fermarci, perché siamo uomini, non siamo perfetti, alleluia, il Signore ci dà sempre la sua mano, perché vuole che riprendiamo il cammino e ci invita ad assumere un atteggiamento di determinazione nel servizio. Da questo insegnamento, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Il Signore ci sta invitando ad essere, tra virgolette, violenti, determinati. Una violenza che non è quella che umanamente si intende. Non dobbiamo essere violenti, ma dobbiamo essere determinati nel servizio. E l'esempio di Giovanni il Battista è proprio questo, la sua determinazione. Lo ha portato ad essere un servitore che davanti a Dio ha fatto ciò che gli era stato dato di fare. Amen? Per questo che il Signore ne rende pubblica testimonianza. Fra i nati di donna vi dico che nessuno è più grande di Giovanni Battista. Ma come, ti ha appena chiesto, ma sei tu quello che ti stiamo aspettando o dobbiamo ancora aspettarne un altro? Ma il Signore dice, fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni il Battista, perché capisce che nonostante fosse stato un uomo irruento nella predicazione, non si è mai fermato nel deserto, viveva nel deserto, mangiava addirittura gli insetti che trovava, non era neanche un uomo che badava anche a soddisfare l'aspetto culinario, no? Nel mangiare, uno che si dava solo alla predicazione. È stato determinato in quello che gli è stato dato da fare. E nonostante si trova in carcere, con tutta la sua debolezza e il fallimento umano, il Signore lo tiene sempre in considerazione. Gloria a Dio. Vogliamo imparare ad essere determinati, perché spesso quando qualcosa vuole fermarci, noi ci lasciamo fermare. Ed è sbagliato. Bisogna andare avanti. Amen? Non dobbiamo permettere a nulla, a nessuno, a niente, a nessuna macchinazione di fermarci nel nostro servizio.
Amen. Alleluia, dobbiamo essere violenti, determinati nel chiedere a Dio, nella preghiera, determinati nell'adorazione. Gloria al Signore, amen. Spesso quando si vivono momenti di difficoltà, e poi non so perché, ma ho notato nel corso degli anni che poi qualcuno è afflitto, sta attraversando un momento e subito nella Chiesa, dopo qualche settimana, un altro problema. Sembra quasi, no? Ci si mette tutti d'accordo, no? Non so come dirlo. Il diavolo attacca in un momento uno, ma poi appresso c'è l'altro, e la Chiesa è afflitta, si sente, no? Una certa afflizione. E questo impedisce a volte, anche quando si celebra il culto al Signore, di manifestare anche la lode, glorificare il Signore, sapendo anche dei motivi, quello a quel problema. Però il diavolo riesce a fermarci perché non siamo violenti, ci lasciamo, colpire facilmente. Invece dobbiamo reagire. Ma come reagire? Con la fede, per la fede, sapendo in chi abbiamo creduto e in cosa abbiamo creduto. Amen? È vero che i problemi ti lasciano senza forza a volte, no? E certi colpi sono colpi duri che non ce la faccio. Però lo stesso dobbiamo lodare il Signore. Lo stesso dobbiamo innalzare il nome di Dio. Lo stesso, ugualmente, Dio merita di essere lodato e ringraziato. E mentre lodi il Signore, mentre nonostante i colpi subiti, sei in chiesa a lodare il Signore, a testimoniare la tua fede, sappi che il Signore sta combattendo per te. Amen? E magari non lo vedi, ma il Signore sta preparando una grande vittoria proprio per te, per la Chiesa, per te in modo individuale. Amen? Perché il diavolo non può vincere i figli di Dio che si affidano al Padre. Amen? Gloria a Dio. A volte ci lasciamo vincere così facilmente senza combattere. Invece vogliamo combattere nel modo che il Signore ci ha insegnato, nella preghiera, nella lode. Davide scrive: io loderò l'Eterno in ogni tempo. È vero? La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Gli umili lodranno e gioiranno con me. Amen? Gloria a Dio. Per questo Giacomo può scrivere: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E Dio sa di quanta costanza abbiamo bisogno. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi e nulla mancanti. Questo vuole il Signore, che in tu ed io possiamo essere perfetti, completi, di nulla mancanti. E per questo il Signore può permettere una prova, una difficoltà. Attenzione, non la manda Lui, non manda le prove, non è statico, permette alcune cose nella nostra vita perché affinché possiamo sperimentare ancora il valore della nostra fede. Amen? E ringraziare poi il Signore dopo aver superato la prova. Difatti più avanti è scritto in Giacomo: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che Dio ha promesso a quanti l'amano. Amen. Gloria al nome del Signore. Quindi determinati. Alleluia. Credo che Giovanni il Battista, quando ha ricevuto la risposta da parte di Gesù,
abbia detto: perdonami, Signore. Io credo che Giovanni Battista, quando ha ricevuto la risposta di Gesù, quando gli ha detto beato colui che non si sarà scandalizzato di me, ha capito il messaggio di Cristo. Rimani fedele ancora un po', e ti darò la corona della vita. Di fatto da lì a poco, poi Giovanni Battista è stato decapitato, ucciso, è stato tolto di mezzo, umanamente parlando. Alleluia, ma Dio lo ha chiamato nella sua gloria. Ha il posto che gli spetta nel cielo, così avremo anche noi il posto che ci spetta un giorno nel cielo. Ma intanto siamo chiamati a vivere ogni giorno in modo determinato la nostra fede e in modo, lasciatemi dire, anche coerente. Vero? Coerenza è importante. Giacomo, che voi continuate a leggere, chiama proprio a questo, ad una coerenza. Non vi illudete, dice. Non è perché ascoltate, siete salvati. Bisogna vivere la parola di Dio. Quello che si ascolta bisogna metterlo in pratica. Amen? E grazie a Dio, perché a volte non possiamo vivere sempre nella teoria. Arriva una prova e lì entriamo nella vita pratica. È lì proprio che si vede la misura della nostra fede, quanto abbiamo imparato negli anni di fede. Amen. Gloria al Signore, che dire, Dio ci aiuti. Dio ci dia grazia e ci renda ancora più determinati nel servizio. Il diavolo vuole scoraggiarci, spesso ci riesce, ma noi non vogliamo essere di quelli che si fanno scoraggiare. Determinati. Come si dice, decoccio proprio, ma sei duro. Io sono duro, sto qui al mio posto, servo il Signore. Ma non vedi, sei nelle prove, nelle difficoltà. Io sto al mio posto, attendo l'intervento del mio Dio. Amen? Amen. Ma il Signore ti ha lasciato solo? No, non sono solo, Lui è dentro di me. Amen. Guardate che in tempi di prove il diavolo mette in testa tante di quelle cose che è facile vacillare, sapete? È facile cadere. Alleluia. Dobbiamo essere determinati, convinti. Come l'Apostolo Paolo poter dire: io so in chi ho creduto. Tu puoi dirmi tutto quello che vuoi, ma io so in chi ho riposto la mia fede, la mia fiducia. Io so cosa ho creduto, io so l'esperienza fatta nel passato con Gesù e so che questo periodo finirà. Io so che il Signore mi darà la forza per affrontare questo periodo. E se sorgono in me dubbi, senza paura e senza nascondermi, vado ai piedi di Gesù, mi inginocchio e gli chiedo: Signore, sei ancora dentro di me? E il Signore si farà sentire ancora dentro di me, nella tua vita. Alleluia, non ti condannerà e non ti giudicherà, ti aiuterà, ti consolerà, perché comprende anche la debolezza umana. A Dio sia la lode e la gloria. Dobbiamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.